I migranti arrivati in Italia nel 2016 sono stati 171.229, un record assoluto. Rispetto all'anno precedente il numero di sbarchi è aumentato di quasi il 19%. Di questi solo 1.642 sono stati ricollocati in altri paesi dell'Unione Europea. Il Veneto è la terza regione per numero di profughi ospitati, con 14.000 presenze. Prima ci sono Lombardia al primo posto e Lazio al secondo. La nazionalità sono per lo più nigeriani, seguiti da eritrei, ivoriani e guineiani. È proprio la richiesta di un gruppo di ragazzi della Guinea che, arrivati nel Vicentino nelle scorse ore, pretendeva di vedere l'appartamento che li avrebbe ospitati prima di fornire le proprie generalità, ha scatenato la reazione della Lega. Noi ovviamente siamo per accogliere chi veramente ha bisogno di tutela, siamo per accogliere chi scappa veramente da una guerra, ma siccome i dati del Ministero dell'Interno parlano molto chiaro e dicono che solamente l'8% degli arrivi, degli immigrati che arrivano hanno veramente bisogno di una tutela a livello internazionale, io mi chiedo che cosa stia facendo il governo, perché non abbia accelerato i rimpatri, perché le prefetture non stiano facendo il loro lavoro. Secondo Finco, la maggior parte di chi arriva nel nostro paese non ha diritto di rimanervi. A Bassano sappiamo quanti sono, 93 fino a questo momento, ma non sappiamo quanti da quando è iniziata l'emergenza hanno ottenuto l'asilo. Il comune non commenta e dice di non essere in possesso di questi dati. Bene, li aspettiamo dalla prefettura.